Cari amici di Venezia Channel, mi trovo dal qua a Petrarca e sono qui da un amico che forse molti di voi ricorderanno, avevamo già seguito una famosa raccolta delle olive, perché siamo in un frantoio, al chiaro di luna, che poi ci spiegherà il nostro ospite che cosa vuol dire. Ecco, qui ci sono dei lavori in corso, come vedete il frantoio è un po' sottosopra, è la stagione giusta per fare i lavori, ma perché? Perché ci sono delle grosse novità in arrivo. Allora, la ricerca della qualità è anche una ricerca tecnologica, perché soprattutto nel campo delle olive, ma non solo, effettivamente l'aria è contaminazione, il caldo è contaminazione, quindi dobbiamo perseguire dei percorsi nella lavorazione che tengono conto di questi fattori. Siamo a Evo del Borgo, giusto? E siamo con Roberto che insieme con la sorella che si chiama Silvia portano avanti questa attività che direi è di generazione in generazione si tramanda. Allora Roberto, grandi lavori in arrivo, prima ci hai fatto un accenno che veramente è il percorso della qualità. Beh, abbiamo cominciato qualche anno fa, precisamente con la raccolta del Moonlight, a capire che veramente raccogliendo le olive con una temperatura più fresca abbiamo poi veramente un olio con delle caratteristiche superiori. Ecco che da subito abbiamo cominciato a lavorare con il frigo. Cosa vuol dire? Abbiamo montato in azienda una cella frigo, quindi tutte le olive andiamo ad abbattere quella temperatura, in 4 ore abbattiamo la temperatura delle olive, quindi da 30 gradi o 28 che possono essere queste olive, perché nei primi di ottobre queste sono le temperature che hanno le olive, andiamo a portarle tra i 14 gradi. Ecco che portandole a una temperatura molto più bassa riusciamo a lavorarle completamente a freddo e avere poi all'interno della bottiglia un olio di una qualità eccezionale. Ecco che non basta più raffreddare le olive perché i tempi devono essere sempre più brevi, quindi l'anno scorso abbiamo investito ancora, abbiamo aggiornato il frantoio inserendo un sistema di frangitura molto più moderna dove quando le olive vengono frante vengono anche raffreddate in quel momento. Ecco, quest'anno andiamo ulteriormente a aumentare questo raffreddamento, quindi andremo a inserire delle macchine innovative, proprio di ultima generazione, che andranno a raffreddare nel momento del passaggio delle olive e nel momento della frangitura, in un modo proprio di portare la temperatura della pasta delle olive non superiore ai 18 gradi. È una scommessa. È una scommessa perché? Perché lavorare un prodotto freddo così è molto più difficile, si perde un po' in resa, ma la qualità, abbiamo visto nel corso degli anni, è veramente dà delle soddisfazioni poi con il fruttato che poi si ritrova nella bottiglia di olio. Perché è un percorso della qualità e lo abbiamo poi ritrovato perché abbiamo appena terminato una degustazione con un gruppo di persone, di ospiti che hai avuto qui oggi nel frantoio e si sente, cioè c'è poco da fare. Abbiamo fatto anche alla cieca una esperienza con un olio non tuo e la differenza direi è abissale. Sì, questo ci fa capire, il consumatore soprattutto, quanto c'è di più all'interno di un olio quando viene fatto veramente a regola d'arte. Io Roberto concluderei dicendo siamo sui Colli Ugani, siamo dal qua Petrarca, vantiamo tra l'altro l'etichettatura DOP che è molto importante da trovare, cercatela sulla bottiglia perché le informazioni ci sono, certe volte siamo un po' pigri a non cercarle, qui cercate l'etichettatura DOP sulla bottiglia, ci sono altre informazioni che poi trovate scritte nel nostro sito e per chi è qua intorno una gita sui colli, va bene allungarci fino qui da Roberto che è sempre disponibile a farci assaggiare e farci capire la differenza, vero Roberto? Come riconoscere un olio, quindi ci mettiamo il naso e andiamo a capire le varie caratteristiche e le varie sensazioni che ci trasmette un olio di qualità. Bene, grazie ancora Roberto. Grazie a te.